scritta perché poi rivince il nano. Il nano è già qui, il nano è già qui. Il male minore, tornare a votare, e stavolta nel seggio ci vado a vomitare. Silvio vede, provvede, Sti cazzi, l'Italia avrà cura. fanculo e pigro domani. Ma Bersani, Bersani, Bersani lo sa, si attacca al gas alla fine. E per Grillo è finita, è arrivato il caffè, se si vota domani. Il nano è già qui, il nano è già qui, il nano è già qui, il nano è già qui. Quindi la novità è la nomina di Enrico Letta. Ieri abbiamo acceso un cero alla Madonna sperando che non fosse nominato Giuliano Amato. Il cielo ci ha ascoltati, perché il dottor Sottile, insomma, rappresentante della Prima Repubblica, insomma un dinosauro della politica, ritrovarlo lì, magari a fare un altro prelievo forzoso, non sembrava nemmeno ai nostri telespettatori l'ideale. Enrico Letta, se non altro, è più giovane, ha 46 anni, è stato ministro a 32, battuto solo successivamente da Giorgia Meloni, che è diventata ministro a 31. Insomma, un uomo che ha fatto un enfant prodige, ha iniziato giovanissimo, non è certo di primo pelo, è stato ministro con Massimo D'Alema, col governo D'Alema, è stato ministro con lo stesso Amato, e quindi è un buon navigatore, ma ha anche doti ecumeniche, di equilibrista, e può darsi che riesca a formare un governo mettendo assieme cani e gatti, cioè Partito Democratico e PDL. Almeno quella è la speranza di molti. Noi siamo pessimisti, nel titolo abbiamo messo governo lampo e poi al voto, perché ammesso che si riesca a fare un governo è probabile che non duri tanto, perché c'è una contrapposizione continua. Allora, Gianluca Busato, Indipendenza Veneta, rispetto a questa situazione ancora abbastanza fluida ma certamente difficile. Beh, innanzitutto, giusto per riprendere un po' questi argomenti, il mio interesse, il nostro interesse va più al Presidente della nuova Repubblica Veneta che al Presidente della Repubblica Italiana, perché siamo convinti che non possa venire nulla di buono dal governo italiano e da questa Italia che ha dimostrato nei fatti di essere arrivata a fine corsa. È un esperimento storico che in questi ultimi 10 anni, giusto per dare un dato, ha dimostrato di essere lo Stato al mondo con la minor crescita economica, anzi con la peggiore, con i peggiori dati in tema di crescita economica al mondo. Cioè, da questo punto di vista noi veneti non possiamo più accettare che venga applicata una logica di vogliamoci bene, di speranza, di stellone, quando noi siamo abituati ad affrontare i problemi in modo concreto. Siamo abituati a tirarci sulle maniche, siamo abituati a parlare e a fare atti che hanno dato dimostrazione del nostro valore in tutti gli ambiti, dall'economia ma non solo, alla cultura, alla società civile. Noi siamo i primi del volontariato e questi spettacoli di questa Italia sinceramente ci hanno stancato e non riponiamo alcuna fiducia in queste persone, anzi voglio andare anche controcorrente. Paradossalmente io nutro un po' di timore dal fatto che si cerchi di individuare delle persone, delle personcine come questo Enrico Letta, giovane, di bell'aspetto, ecumenico, che magari raffrontato a un Giuliano Amato che è più visto in termini di fantasia popolare come una sanguisuga, come il più odiato per aver messo le mani sui nostri contocorrenti di notte, no? Però io sono preoccupato perché so benissimo che al di là della bella faccia, al di là della giovane età, né Enrico Letta né tantomeno il meno giovane di lui,
Giorgio Napolitano hanno la benché minima possibilità di incidere su quello che è il nostro destino di veneti, se non in termini negativi. Per cui io l'appello che faccio è quello di continuare sulla strada che Indipendenza Veneta ha dimostrato, cioè di concentrarci sul Veneto, di concentrarci sul progetto di legge 342 che è stato approvato tra l'altro a dimostrazione di un approccio trasversale al tema dell'indipendenza del Veneto da un esponente, da un consigliere regionale dell'UDC, e che segue la risoluzione 44 che ha visto un'approvazione in Consiglio regionale a larghissima maggioranza e che in questo momento vede l'appoggio di tantissimi comuni del Veneto. In questo momento ovviamente sono molto sensibili, dei comuni magari a guida più sensibile al tema dell'identità veneta, ma io stesso sono stato in comuni di guida anche di sinistra e gli stessi sindaci di sinistra sono consapevoli che la situazione così com'è da parte dell'Italia non è più sostenibile. Per cui io dico, partiamo da questo, partiamo dai nostri comuni, partiamo dalla nostra regione e individuiamo un percorso finalmente di crescita del Veneto nel nome della nostra indipendenza per la costruzione di una nuova Repubblica Veneta. E che non paghi che il Veneti. mostro si... Ma è impossibile, cioè a me sono tutte cose belle, sia quelle che ha detto dall'Agata di sinistra, sia quello che ha detto... No, ha detto spesa pubblica, sia quello che ha detto due cose completamente diverse. Ma al di là degli strumenti, sono d'accordo. Io e Remo Sennagiotto non siamo d'accordo proprio. Ma non c'è Questo vale problema. in modo reciproco. Ed Guardate, era evidente. non c'è problema. Io sottolineo perché ero più d'accordo con lui. La contrapposizione che state dimostrando ora sulle cose che avete detto è una falsa contrapposizione, ve lo dimostro. Perché il siamo fatto qui di per dire, imparare. abbassiamo le tasse e aumentiamo i servizi sembra quasi una contraddizione. In realtà non ho detto il questo Veneto... io. Ho detto il contrario di questo io. No, ma io dico che si diamo cerca di servizi reperire di più di quelli che risorse, servono. si cerca di reperire risorse, si cerca di... No, io sono ma il contrario. Veneto da questo punto di vista non ha questo tipo di problema. Il Veneto di per sé, il Veneto lo sappiamo, Io vivo in sarebbe Italia. in grado tranquillamente Hai ragione. di abbassare le tasse, di aumentare gli stipendi ai lavoratori, di diminuire il costo del lavoro per i datori di lavoro, di aumentare i servizi. Potremmo fare tranquillamente una politica come quella di uno Stato scandinavo senza problemi. Scusa, Quindi sì, ma da chi è- questo punto di chi vista, è che- sì, come sì. Veneto, noi Sì. non abbiamo, cioè non c'entriamo nulla con questo quadro che ci troviamo ad allora, affrontare. Vero da un punto di vista finanziario, tu stai parlando di gente che vende sogni poco fa, no? Pur differenziati, sogni. No, scusa, aspetta, no, ma lasciami finire, consentimi, no? Non ti accorgi dei sogni che stai vendendo tu? No. Scusami, con tanta sincerità. Ma no, perché quando tu parli di fare attraverso un referendum, di chiedere l'indipendenza del Veneto, che figurati, ti affermaria 10 volte se fosse possibile. Io voto a favore e ho Ah, già Ma c'è un consiglio regionale che sta... Sì, ho si sta votato a muovendo. favore e No, voto Sernagiotto, perché sono sì. per la libertà dei veneti che si esprimono. Perfetto, no, ma fammi finire il discorso, Sernagiotto, perché anche a me fosse in Consiglio regionale voterei a favore. Però altrettanto tu sai bene, perché ne avete anche discusso in giunta, che quello che loro propongono non è da un punto di vista costituzionale applicabile. Cioè diventa è un un falso voto problema. di simpatia, ma non è un voto realistico. Ai certo. veneti la libertà non Non è gliela che se dai. vinci il referendum Perfetto. sei indipendente, allora, non è così. Ma il messaggio che sta allora dando, voglio dire, signor Dell'Ago, allora è- voglio è- dire, è no tremendo, scusami, no non è tremendo. tremendo? No, io sono Sì, abituato- perché lei sta dicendo No, che comunque gli schiavi devono restare schiavi. No, io non sto dicendo questo, scusami. Io sono abituato a essere persona molto realista e molto concreta, Sì. fa parte della mia natura e non contare mai balle, possibilmente. Allora, da una che per carità, te dico, di tutti i colori, pur essendo veneti da soli senza tutti gli altri, e dico e ribadisco senza tutti gli altri, però noi siamo in un momento difficilissimo per questo paese e per i veneti, perché anche a me interessano i veneti. Proprio per questo? Quando dico che tra tutte le persone che stavano proponendo a Presidente del Consiglio, personalmente sono contenta di chi poi è stato mandato, perché di Amato non mi fido, non mi piace, non mi fido, perché Bersani assolutamente lo trovavo negativo, l'ho visto. Lo dico perché mi auguro che, resisi conto della situazione, qualcosa alla fine venga fatto, perché ormai non è più il momento di scherzare, anche per i veneti.
Dopodiché, fermo pure le battaglie, quelle del sogno che un domani mi No, non auguro sono mio del figlio ci sogno, arrivi. perché guardi, i Veneti non sono... Oggi- il Veneto non è un'isola Quando- separata dal quando mondo, tu dici non è alla un pianeta, quando- un pianeta di una galassia Quando lontana. tu dici alla gente tutte le altre robe di Roma, c'entra un CAS, perché l'unica battaglia che noi in questo momento dobbiamo fare è il Veneto libero, tu stai dicendo alla gente una cosa che secondo me non li aiuta a uscire dal tunnel in questo momento. Tu devi dire, per me, ma te lo dico proprio con gran simpatia, a morte per il Veneto libero, nel contempo però andiamo a rompere l'anima a quelli là perché devono fare alcune cose per aiutare comunque, finché non siamo liberi di arrangiarci, i veneti. Questo bisogna fare per aiutare i veneti. Ma Scusami. allora sarebbe come quel rematore all'interno della barca in cui ci sono 3 rematori tre persone in questa barca, 2 che dormono e 1 che rema, noi siamo quelli, e allora dovremmo dire ai 2 che dormono, voi iniziate a remare, e questi ti dicono, No, caro Veneto che remi, siamo in democrazia, e remi tu. Sì, Allora in questo contesto l'unica via d'uscita è quella che per esempio ha scelto anche la Scozia. Guardi che il Veneto non è un'isola, fa parte dell'Europa, come la Scozia che fa Ma parte dell'Unione non Europea. dirlo a una leghista e come la Scozia Scozia. ha indetto un referendum il 18 settembre del perché 2014. l'Inghilterra- Il Veneto ha una strada libera, basta Perché che semplicemente il governo inglese, la nostra classe dirigente il governo inglese deve farlo. Il Nessuno lo governo può fermare. inglese ha permesso altre regole per cui ha detto, cara Scozia, fate il referendum, se lo vincete sarà non l'avrebbe mai Cioè, fatto. sono situazioni un po' diverse. Ma no, non l'avrebbe mai fatto se Alex Salmond non avesse detto faccio il referendum. Loro gliel'hanno detto. Qui da noi dobbiamo ancora Ma farlo. io ti dico benissimo, proviamo a farlo, Facciamolo lo in fretta. ma certo, però non devi dimenticare che intanto devi fare qualcos'altro, perché le imprese stanno chiudendo, la gente sta perdendo Per il questo. lavoro, i commercianti stanno chiudendo i negozi, Per questo. e la gente che ti ferma per strada che dice io non ce la faccio arrivare alla fine del mese, per cui utilizzano quei famosi 450 euro, ma poi ricambiano il polfaraltro per andare a comprarsi da mangiare, perché tu hai ragione che dovrebbero essere utilizzati, ma non possono fare altro per non hanno neanche i soldi per arrivare alla fine del mese. Ragazzi, che se questo è il problema adesso. Ecco, capito? Allora non possiamo più dire tutte e due le cose. Allora, Busato o dall'Agata a Busato, dai, che Io voleva... stavo dicendo una cosa, poi l'intervento dell'assessore mi ha fatto cambiare la scaletta, perché ci sono degli aspetti che trovo veramente paradossali, perché ripeto, si applicano. Poi Carraro anche. Si applicano delle logiche che magari di per sé, se fossimo appunto in Germania o in altri paesi, avrebbero un senso, ma anche in Inghilterra e in qualsiasi altro paese. Però qui da noi, obiettivamente, le trovo veramente cose fine a se stesse, a loro stessi, perché noi qui non è che abbiamo una situazione in cui c'è una scelta, ripeto, tra pagare poche tasse ed avere... Io ho ascoltato, assessore, un attimino, io ho parlato del bilancio dello Stato, No, se no, vuoi un attimino, parliamo del bilancio della no, Regione, allora io- è un'altra cosa, non tu sai non puoi cosa sto spostare dicendo? No. il bilancio dallo Stato in Regione Veneto. E questa è la cultura Che- di cui stai parlando. Scusa, Ma no, lasciami, certo, lasciami che quello parlare. che diceva Stai zitto. Emanuela prima, zitto, no, zitto. dovete stare zitti voi. No, io perché sto quando parlando. spostate tutto nel Veneto, qui stiamo facendo un ragionamento. Stai sul zitto, è governo- 20 anni che sei sul sei a 20 governo. anni che lavori, adesso ascolti. No, Ascolti. Io ho fatto l'imprenditore per Non mi 40 stai anni, ecco. Ma E che- siccome ma che lì dai. c'è scritto un titolo, governo, Allora, mi lasci non parlare? o governo no? della Regione. Stai zitto. Dai, allora... Lasciami parlare se e stai cominciate zitto. con il zitto non andate molto lontano. No, ma sei tu dai, che mi Busato. parli sopra. Dai, Allora, Busato. ripeto, quello che si dice, scusa se ti dico così, ma se dimostri di ma parlarmi parliamo sopra... dello Stato oggi, Zitto. del bilancio Dai, dello zitto. Stato. Se tu mi parli del bilancio dello Stato io sto Hai zitto. parlato Se mi e ti ho parli che ascoltato. se il Veneto fosse indipendente... Hai parlato e ti ho Se ascoltato, mia sorella- ora mi ascolti No, per favore. vada Se avanti. sei educato, Sì, però se io ho parli di parlato del cultura, bilancio dello Stato. parli di Dai, cultura e non abbiamo- ascolti. Scusami. Allora, è tutto chiarissimo. Allora, Busato, vada avanti, dai. È verissima questa cosa, sì, è vero. Si possono pagare meno tasse ed avere meno servizi, oppure ma qui da noi succede esattamente un qualcosa di paradossale in qualsiasi parte, che in qualsiasi parte del mondo non avviene. Noi paghiamo tasse da Svezia, anzi, magari paghiamo
tasse più alte della Svezia e abbiamo servizi d'Albania. Io non lo so, assessore, non lo so, lo dico a tutti, perché qui sto ragionando assieme a voi. Io cerco di fare un ragionamento assieme, perché se non si ragiona e ci si urla dietro non si arriva a nulla. Allora cerchiamo di ragionare assieme. E c'è questo problema. Io dico, noi paghiamo le tasse più alte del mondo, e questo è indiscutibile, e abbiamo i servizi peggiori come minimo d'Europa, ma ormai anche di tante parti del mondo. Allora io dico che questo non mi va più bene, non mi va più bene, e io non posso più avere speranza di applicare un modello di dialettica destra-sinistra come voi andate facendo ormai da decenni, senza arrivare a nulla. Io dico che dobbiamo trovare un'altra cosa. Noi dobbiamo semplicemente fare quello che stanno facendo altre aree produttive d'Europa, riappropriarci della nostra sovranità, della nostra soggettività giuridica, e dare la parola ai cittadini e chiedere a loro: vi va bene così? Vi va bene restare all'interno di questo Stato italiano, oppure volete cambiare musica, volete una nuova Repubblica Veneta indipendente e sovrana? Lasciamo la parola ai cittadini, è pura democrazia, ma facciamolo in fretta. Nella mia bella Treviso non c'è nessun problema. Lo so, è una città governata bene, dove si sta bene, si può camminare da sole. Nel programma se parla, perché infatti, comunque di ci sono questo degli mettere a aspetti posto. comuni, tra l'altro, che sono spesso assenti, noto, dall'analisi. E appunto io, visto che si sta parlando di anche temi più civici, come si sa, appunto, Indipendenza Veneta è presente anche a Treviso, dove c'è il candidato sindaco Anche Alessia a Vicenza. Bellon, e a Vicenza c'è Mauro Marubin. Però volevo parlare, diciamo, del piano che noi abbiamo ideato per quanto riguarda la città di Treviso, che va a incidere proprio su un problema grave delle nostre città, perché al di là di tutto, se si svuota la città, non è che noi possiamo pensare semplicemente di creare dei centri commerciali e magicamente risolvere un problema che è quasi antropologico, perché quello che è venuto a mancare nelle nostre città è la vita economica vera, non solo il commercio, ma la produzione, perché la produzione in città non ci può più stare. Ma non è così nel mondo, e a me un po' sorprende non aver compreso che parte del fenomeno di quella che viene chiamata crisi è in realtà il serpente che cambia pelle, è l'emergere di nuove dinamiche di sviluppo umano che in altri paesi occidentali già sono visibili, e non capire per esempio che i primi 5 marchi dal valore commerciale più alto del mondo magari 5 o 10 anni fa nemmeno esistevano, e guarda caso magari erano anche attività che sono nate in un garage nelle città. Allora, questa incapacità della classe dirigente noi abbiamo cercato di colmarla formando proprio un piano da questo punto di vista, che intende portare anche nuova vita economica nelle città, come attraverso la facilitazione di creazione di imprese che non abbiano impatto logistico o ecologico, quindi imprese della conoscenza che ci permettono di entrare nella società dell'informazione, da cui purtroppo il Veneto è assente. C'è una statistica di Eurostat che mostra come il Veneto negli investimenti in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL sia la regione che in Europa si pone tra gli ultimi posti. Da questo punto di vista invece favorire la creazione di nuove start-up, di nuove aziende, per esempio dell'economia digitale, è un dovere che la classe dirigente ha per portare vita economica all'interno delle città. Queste aziende, tra l'altro, all'interno delle città avrebbero tutto il vantaggio di avere dei campus naturali che tutto il mondo ci invidierebbe, che non esistono altrove. Non vedo perché in tutte le città del mondo noi possiamo avere delle società di questo tipo che poi vanno a fare gran parte dell'economia moderna, a intercettare un nuovo fenomeno di sviluppo industriale, e da noi invece questo non avviene. Questo non avviene per una mancanza, secondo noi, anche di cultura politica. Ecco che la nostra visione della battaglia per l'indipendenza del Veneto è anche una visione di crescita culturale da parte della classe politica. Queste cose, ahimè, non si conoscono perché finora la politica la si è fatta attraverso la vendita, appunto, del nostro territorio, e si entra sempre in questo vizio. Secondo noi, da questo punto di vista, noi dovremmo veramente emanciparci come classe dirigente, e il fatto di partecipare alle elezioni comunali,
per noi è anche questo, è un anticipare una nuova cultura amministrativa che dovrà nascere con l'indipendenza.